Conto alla rovescia perché i rimborsi arrivino nelle tasche dei risparmiatori traditi dalle banche. Che la strada fosse in discesa lo si era intuito, che il governo spingesse così sull'acceleratore non era facile prevederlo. Aveva 60 giorni di tempo l'esecutivo per firmare il decreto FIR che rende operativo a tutti gli effetti il fondo. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la strada sarà spianata. Il ministro Tria ha firmato il decreto attuativo. Noi siamo contenti di questa buona notizia che effettivamente anticipa in maniera considerevole i tempi tecnici di tutte le procedure dell'iter parlamentare. Dopo mesi difficili, dopo tentennamenti anche da parte di questo esecutivo, finalmente la boccata d'ossigeno attesa da quei piccoli risparmiatori che non ce la facevano più. Ci sarà nel giro di 20 giorni la procedura della Consap, pertanto i risparmiatori fra 20 giorni, mettiamo anche 30, avranno già la possibilità di fare la domanda e poi naturalmente successivamente ci sarà questa commissione tecnica che valuterà le domande che vengono effettuate. Insomma, si parte. Per i soldi veri e propri si dovrà attendere l'autunno. L'importante è che sia stato messo in sicurezza chi è indebitato, quindi chi ha il debito già con questo fondo, con questa legge, se ha delle diciamo, azioni legali può fare la sospensiva. Per il resto tecnicamente diciamo che se parte e nel giro di 20 giorni, un mese si fanno le domande, tecnicamente insomma i 3, 4, 5 mesi ci vogliono tutti, quindi si va a ottobre-novembre dell'anno prossimo.